Questo è un museo davvero unico a livello italiano, è un museo che ha delle collezioni straordinarie, racconta la più alta biodiversità in Europa, che è quella del nostro territorio, e noi stiamo andando verso una riapertura svelando ciò che da invisibile, appunto, con questa esposizione è reso visibile. E in particolare Dietro le Quinte illustra alcuni habitat importanti della nostra regione. Qui ci troviamo nella stanza dedicata all'ambiente di alta pianura e di risorgiva, che sono due importantissimi ambienti in regione. Nell'alta pianura troviamo per esempio tra i vari habitat i prati stabili, che sono degli habitat prossimo-naturali tra i più ricchi di biodiversità che abbiamo in regione. Invece di fronte a me, da quel lato, abbiamo la parte dedicata alle risorgive, quindi nel momento in cui il terreno impermeabile dell'alta pianura, fatto soprattutto di ghiaie di natura calcarea, incontra i terreni più impermeabili, come si può vedere anche da queste immagini, si ha il fenomeno della risorgenza, quindi l'acqua viene a giorno, si formano le risorgive. In questo settore trattiamo dell'ambiente delle grotte e abbiamo voluto rappresentare così con questa scenografia alcuni accessori utilizzati dagli speleologi nell'esplorazione delle grotte proprio per evidenziare il legame che c'è tra l'uomo e questi ambienti. E sono nel contempo molto vulnerabili, cioè l'uomo apparentemente inconsapevolmente può danneggiare questi ambienti con l'inquinamento delle acque superficiali. In questo multimediale trattiamo il proteo, che è l'unico troglobio, tra i troglobi l'unico vertebrato che abbiamo in Italia. Illustriamo un altro habitat significativo della nostra regione, che sono i boschi planiziali. È un habitat interessantissimo che offre alcuni lembi relitti peculiari nella nostra regione e che è rappresentato da una serie di caratteristiche abbastanza peculiari. Una di queste, per esempio, è l'importanza che può avere un microhabitat che è caratterizzato dal legno morto, per esempio dagli alberi morti o deperienti in piedi o al suolo, che in passato è stato trascurato ma che ha un ruolo importante perché offre circa il 30% della biodiversità di un bosco è legata a questo tipo di habitat. È quello che è l'elemento più caratteristico forse della fauna dei boschi planiziali. Alcune delle specie che si ritrovano in questi boschi, alcune non sono esclusive, ma come la volpe per esempio si ritrova anche negli habitat agrari o habitat più disturbati, altre sono arrivate di recente nella zona più pianeggiante dove si trovano generalmente molto più rare, ma erano legate più ad ambiti montani o prealpini. Si tratta di visite guidate che attraversano gli spazi dell'ex macello dove ha sede il museo. Si terranno per il mese di novembre il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 15 alle 17 solo su prenotazione, quindi è necessario inviare una mail al museo il cui indirizzo è info.mfsn@comune.udine.it. Qui ci troviamo in una delle palazzine dove sono illustrati gli habitat, ma vi sono anche delle palazzine, quella dell'Archivio Ardito Desio, dove raccontiamo la storia del museo, e il deposito di paletnologia dove raccontiamo il primo impatto dell'uomo sull'ambiente.